caso Moschea con Prince Aulader si è giocato un po' una candidatura? Guardi, le candidature per le comunali non le abbiamo ancora decise. Nel momento in cui avremo la lista pronta, ovviamente faremo una conferenza stampa con tutti voi. La risposta criptica del senatore veneziano Raffaele Speranzon riapre il caso attorno alla possibile candidatura a Cafarsetti di Prince Aulader, portavoce della comunità bengalese e iscritto a Fratelli d'Italia. Un nodo politico tutt'altro che secondario. Un'eventuale esclusione di Aulader dalla corsa elettorale rischierebbe infatti di spostare diverse migliaia di voti della comunità bengalese verso altre liste o candidati in una partita elettorale che a Venezia si annuncia particolarmente vivace. Prince Aulader è un iscritto a Fratelli d'Italia, è una persona che ci ha portato anche un contributo in termini di idee e di proposte. Al centro delle polemiche la posizione di Aulader sulla richiesta avanzata da anni dalla comunità bengalese di realizzare un centro culturale islamico in via Giustizia a Mestre, progetto che sarebbe finanziato dalla stessa comunità e che ha acceso le critiche di una parte della destra locale dell'area più radicale, ma che per i sostenitori rappresenta anche l'occasione per dare un luogo di culto e contribuire a presidiare una zona da tempo segnata da degrado e criminalità. E intanto in giornata in 500 si sono dati appuntamento per la preghiera del venerdì proprio lì in via Giustizia, luogo dove dovrebbe sorgere la nuova moschea contro cui ritorna l'europarlamentare Anna Maria Cisint parlando di Islam politico. Islam politico che significa costruiamo una realtà, una moschea, un'altra città nella città, quello che vogliono fare a Mestre, e dove dentro si prega, si nuota, si fanno attività solo e unicamente per islamici. Questa è un'enclave. E mentre il progetto della nuova moschea di Mestre continua a creare lo scontro nella destra locale, il caso Aulader agita la corsa a Cafarsetti. Lui, Aulader, ha già organizzato la festa di fine Ramadan prevista per il 19 il prossimo marzo, sempre lì, in via Giustizia.